Ma sì, era un bel rapporto, dai, non so cosa gli sia successo a lui, non lo so. Comunque è una disperazione per il paese, è una disperazione. La famiglia proprio si volevano bene, tanto bene. L'amica di famiglia Graziella rappresenta lo stato d'animo di tutta la popolazione di Trebasele che per una tragedia così grande. Tristezza, dolore e vicinanza sono anche i sentimenti della sindaca. Faremo una giornata di lutto domani e chiederò a tutte le famiglie, a tutte le persone che vogliono dimostrare la loro vicinanza in questo momento davvero tragico, di mettere un lume, una candela fuori dalle finestre delle proprie case stasera e domani sera. Per essere vicini a chi sta soffrendo adesso. Non c'è spiegazione, non c'è una ragione, non c'è una giustificazione che possa darci delle risposte. Davvero siamo tutti terribilmente disorientati e tristi. Le difficoltà delle famiglie sono comuni a quelle anche di altre famiglie, le difficoltà della separazione, tutte queste cose non sono motivo né segnale di né neanche sospetto di una situazione, insomma, che è arrivata a questo punto. Il pensiero della prima cittadina va alle due donne travolte da questa tragedia, la mamma dei ragazzi. C'è questo sentimento di tristezza, di dolore, di partecipazione, soprattutto nei confronti di quella mamma che davvero non ho parole per esprimere il dolore che partecipo nei suoi confronti, perché sono mamma anch'io. E a quella dell'omicida, la novantenne Amabile, nonna di Francesca e Pietro, abitante nella stessa casa della tragedia. Una grande donna che sta vivendo però un dolore inimmaginabile.